Buon pomeriggio amici sportivi, amanti del grande calcio dilettantistico messinese, bentrovati con le telecamere della Wii Sport. Quest'oggi è il campo Marullo di Visconte per seguire il match valevole per l'11ª giornata del campionato di terza categoria siciliana. Il girone di Messina vede affrontarsi l'SC Sicilia e lo Stromboli, padroni di casa che vengono dalla vittoria rimediata nel precedente turno contro il Real Zancle per 3-1. Vogliosi quindi di ripetersi, i ragazzi di Mister Creazzo a quota 15 punti in classifica, frutto delle 4 vittorie, dei 3 pareggi e delle 2 sconfitte rimediate nelle 9 precedenti uscite, affronteranno uno Stromboli a quota 15 punti in classifica, frutto delle 5 vittorie e 5 sconfitte, nessun pareggio per i ragazzi di Mister Grasso, venuti qui a Messina quest'oggi per provare a ottenere la vittoria, ma come abbiamo detto l'SC Sicilia è voglioso di continuare in questo percorso che li ha visti ottenere risultati utili nelle ultime uscite. Stiamo vedendo qui tutti i protagonisti che quest'oggi scenderanno in campo. Grazie all'aiuto delle nostre grafiche abbiamo visto gli 11 scelti dai due mister perché si affronteranno quest'oggi. E allora non aspettiamo che il fischio iniziale del direttore di gara. Le due squadre sono pronte per scendere in campo per i classici saluti di rito alle nostre telecamere e alle tribune gremite di tifosi. Vedete le due squadre qui disporsi al centrocampo, l'SC Sicilia in completino rosa, lo Stromboli in completino rosso-nero. Si stringono le mani due capitani. Prima di iniziare era un minuto di silenzio per le vittime del terremoto che ha colpito il centro Italia nei precedenti giorni. Dopodiché si potrà partire, sarà l'SC Sicilia a battere questo primo pallone di gioco. Attaccheranno da sinistra verso destra dei vostri schermi, risponderà lo Stromboli da destra verso sinistra in questa prima frazione di gioco. Proprio gli ospiti che provano per primi a rendersi pericolosi. Qui dall'auto di sinistra il pallone che finisce a Cusolito, che prova ad avanzare, poi prova a calciare verso l'incrocio dei pali. Il pallone però non si abbassa a sufficienza, allora nessun problema per Lucchesi, numero 1 dei padroni di casa, che nel frattempo dall'altro lato provano a rispondere. Qui il pallone per Amato che prova a rientrare, non ha lo spazio per calciare, allora cerca l'assist per Cocivera che calcia col destro, tentativo però centrale, nessun problema per Gitto, numero 1 dello Stromboli. Ancora SC Sicilia in avanti, però qui il pallone alla Manna che cerca l'assist ancora per Cocivera che prova a girare verso la porta. Anche in questo caso però il numero 9 non riesce a centrare lo specchio della porta, la palla finisce alta, lo Stromboli prova a rispondere dall'altro lato da corner, per poco la palla non entrava in rete. Allora l'SC Sicilia torna in avanti, qui il pallone che finisce in qualche modo ancora alla Manna, che anche questa volta prova l'assist per il compagno Cocivera che prova a calciare il volo e per la terza volta non riesce a trovare la via del gol. Il numero 9 dei padroni di casa che qui approfittano di un errore a centrocampo dello Stromboli per ripartire in contropiede con la Manna che allarga per Amato che tutto solo davanti a Gitto non può sbagliare il gol che sblocca il risultato. 1-0 SC Sicilia che alla metà della prima frazione di gioco trova il vantaggio grazie alla rete di Ninni Amato che manda avanti i suoi, corre a festeggiare verso il mister e verso la panchina. Riapprezziamo anche bello l'assist di Lamanna che libera completamente Amato che non deve fare altro che appoggiare verso la porta il pallone dell'1-0, vantaggio quindi dei padroni di casa. Lo Stromboli prova immediatamente a rispondere scodellando questo pallone in avanti all'indirizzo di Fracassi che prova a coordinarsi in rovesciata, pallone deviato che finirà in calcio d'angolo. Dagli sviluppi dello stesso, palla in mezzo, è Cupani che ci arriva con la testa ma non riesce a centrare lo specchio della porta. Grande occasione per gli ospiti però per trovare il pari. Il primo cambio di giornata per i padroni di casa vede entrare Mirko Alessio Centorrino che prende il posto di Lamanna. Forse qualche problema fisico per il numero 2 dei padroni di casa che nel frattempo qui continuano a spingere in avanti. È Sottile qui che ci prova dalla distanza con il destro, palla che però finisce alla destra della porta protetta da Gitto. Altro cambio per i padroni di casa, Antero entra, esce Donato. Sul finale di primo tempo vuole provare a mettere il risultato in cassaforte l'SC Sicilia. Qui splendido l'assist di Centorrino per Cocivera che non può sbagliare il gol del raddoppio che arriva per l'SC Sicilia allo scadere della prima frazione di gioco. È Cocivera a firmare la rete del 2-0. Riapprezziamo però bellissimo anche lo stacco imperioso di Centorino che di testa serve un assist al bacio per il compagno che poi tira un missile sotto il set per il gol del 2-0. Subito dopo arriverà il duplice fischio del direttore di gara che quindi manda le squadre a riposo sul parziale di 2-0. SC Sicilia in controllo del gioco e del risultato, conduce per 2-0, lo ricordiamo grazie alle reti di Cocivera e di Amato. Nel frattempo siamo passati con le immagini alla seconda frazione di gioco, alla prima occasione utile. Qui sbaglia tutto Bengala che regala il pallone a Fracassi che tutto solo davanti a Lucchesi non può sbagliare. Riapre l'incontro allora lo Stromboli a pochi minuti dal via della seconda frazione di gioco grazie alla rete di Valentino Fracassi che fa 2-1. Porta immediatamente il pallone a centrocampo perché lo Stromboli ora vuole provare a riprendere questa partita. Qui nel frattempo l'intervento di Billè
che concede la punizione alla squadra avversaria, poi si innervosisce il numero 4 che credeva non fosse fallo. Mister Creazzo allora decide di sostituirlo, un nervosissimo Billet lascia il posto a Mirko Alessi. Dall'altro lato è Mirko Alessio Centorrino che qui raccoglie un regalo clamoroso di Gitto, non deve fare altro che scartarlo il numero 15 dei padroni di casa, che colpisce verso la porta e fa 3-1. Di nuovo doppio vantaggio quindi per l'SC Sicilia. Viene a festeggiare sotto le tribune Mirko Alessio Centorrino, che trova la rete da neo entrato in campo. Rivediamo qui l'errore clamoroso dell'estremo difensore dello Stromboli, e Centorrino che non sbaglia, fa 3-1. Di nuovo avanti di 2 l'SC Sicilia, solo per poco però, perché dall'altro lato lo Stromboli conquista un calcio di punizione, la palla che viene scodellata in mezzo, allontanata da Lucchesi, un presunto contatto in aria ravvisato dal direttore di gara, che decide di fischiare la massima punizione in favore degli ospiti. Vanno tutti a protestare verso il direttore di gara, quelli dell'SC Sicilia. Forse hanno pure ragione, perché qui un presunto contatto di Cariolo che non sembra così evidente. Sarà comunque calcio di rigore per gli ospiti, che quindi avranno l'occasione per riaprirla per la seconda volta. E Scibilia che andrà dal dischetto, il sinistro del numero 10 che non sbaglia, spiazza Lucchesi e fa 3-2. Lo Stromboli riesce per la seconda volta a ritornare sotto, una sola rete divide le due squadre. Dall'altro lato però ci pensa Centorrino poi a rimettere le cose a posto, fantastica cavalcata, entra in aria, viene atterrato, nessun dubbio qui. Altro calcio di rigore, questa volta in favore per l'SC Sicilia, non protesta nessuno. Dal dischetto andrà proprio il numero 15 che ha messo il pallone a terra, la rincorsa di Centorrino, il destro, anche in questo caso Gitto spiazzato, doppietta personale per Mirko Alessio Centorrino e 4-2 SC Sicilia, di nuovo avanti di 2 reti. Vedremo se riusciranno a tenere il vantaggio questa volta i ragazzi di Mister Creazzo, che qui nel frattempo fa un altro cambio. Cristian Alessi entra al posto di Cocivera. Lo Stromboli prova per l'ennesima volta a riaprirla, qui è stato Cincotta a provare a calciare verso la porta, il suo destro però è stato debole, Lucchesi non ha avuto problemi a bloccare la sfera. Ultimo cambio per l'SC Sicilia, Patrizio Brianti entrerà in campo, 5 minuti di recupero concede il direttore di gara, e proprio sul penultimo di questo, sul pallone spazzato di Brianti, Centorrino in posizione regolare anticipa Gitto con tutto lo specchio della porta vuoto, e Mirko Alessio Centorrino a portare il pallone a casa, tripletta personale per il numero 15 dell'SC Sicilia, che come vedete indica alle nostre telecamere i 3 gol fatti quest'oggi. 5-2 SC Sicilia, risultato messo in cassaforte a pochi istanti dalla fine. Una vittoria preziosissima per l'SC Sicilia, che sale così a 18 punti in classifica, al quinto posto. Esulta Centorrino. Sulla ribattuta lo Stromboli prova il pallone della disperazione, che non può assolutamente impensierire Lucchesi, e allora arriverà il triplice fischio del direttore di gara che pone fine ai giochi. L'SC Sicilia supera lo Stromboli per 5-2, un'altra vittoria per i ragazzi di Mister Creazzo. E allora dalle nostre telecamere per quest'oggi è tutto, alla prossima!